Il collegio imprenditoriale del Veneto sorge nel 2018, io sono il direttore, sorge qui a Verona nel 2018 per volontà di un imprenditore veronese, Bertelli Giancarlo, il quale ha voluto, diciamo così, metterci la faccia per tentare quantomeno di dare il suo contributo al fine di migliorare le normative, in particolare di appalti pubblici. Il collegio tuttora vanta una sessantina di imprese iscritte sul territorio, oltre a quello di Verona, anche sul territorio del Veneto, e sono tutte accomunate con il problema della normativa sugli appalti e di quanto ci gira intorno su questa normativa. La premessa fondamentale è innanzitutto capire cosa sono gli imprenditori al giorno d'oggi. Gli imprenditori al giorno d'oggi, secondo la nostra opinione del nostro collegio, sono degli eroi, o sono degli eroi o sono dei pazzi, perché devono comunque portare avanti delle imprese in questo momento messe in difficoltà anche dal Covid, ma anche in questa giungla di normative, soprattutto nel settore dell'edilizia pubblica, di queste normative di PCM, del regolamento appalti, del codice appalti, tutte comunque normative molto stringenti e che molte volte fanno incappare gli imprenditori in qualche sbaglio, per cui di fatto bisogna scardinare, bisogna uscire da quei luoghi comuni in cui si dice che l'imprenditore, e soprattutto l'imprenditore che lavora col pubblico, è, fra virgolette, un delinquente, viene visto come un delinquente che appena che fa qualcosa che non va, bisogna tenerlo sotto stretto controllo e bisogna anche magari punirlo con pene esemplari. Le proposte che noi come collegio facciamo sono proposte innanzitutto che sono basate sulla fiducia reciproca, perché bisogna innanzitutto scardinare questa cosa che ho detto prima. Per cui la fiducia cosa implica? Implica che noi chiediamo liquidità, prima di tutto, soprattutto in questo momento storico di grande crisi dovuta al Covid. Le liquidità l'abbiamo divisa proprio in settori. Secondo noi crediamo che sia giusto avere un SAL a fine lavori, dopodiché riuscire a dare un ulteriore acconto del 20% sui lavori ancora da attuare, quelli che si riprenderanno, e prevedere anche dei SAL mensili, non più a importo. I SAL solitamente vanno di importo lavori, l'importo lavori basati da contratto o da disciplinari di gara, oltre che riconoscere tutti i maggiori costi e oneri della sicurezza che in questo momento stanno supportando le nostre aziende per adeguare le norme di sicurezza, soprattutto le norme di sicurezza sanitaria. Dopo bisogna pensare al rilancio una volta che si riparte. Il rilancio attraverso nuovi lavori, per cui l'adeguamento delle scuole, ma l'adeguamento delle scuole anche dovuto al Covid, l'adeguamento delle strade, la prevenzione del dissesto idrogeologico e anche, perché no, la rigenerazione urbana. Come si fa però a riuscire a fare tanti lavori velocemente? La deroga al codice appalti o una deroga momentanea o di qualche articolo del codice appalti ci ha insegnato che se si vuole fare in fretta e bene è giusto in qualche modo derogare il codice appalti. Vuol dire riuscire a fare delle procedure negoziate almeno fino alla soglia comunitaria, che sono i 5 milioni di euro. C'è anche un altro discorso molto importante che ci stiamo andando dietro da parecchio tempo, che è l'allineamento della normativa italiana a quella della Comunità Europea, soprattutto in termini di subappalti. Dopo cosa c'è? C'è l'adeguamento dei progetti e dei prezzi. Perché? Perché le imprese sono chiamate a svolgere progetti esecutivi. I progetti esecutivi devono essere quantomeno sostenibili per le imprese, perché non possono lavorare sotto costo, e devono essere precisi. Quindi deroga al codice appalti, progetti fatti bene, liquidità, quindi pagamenti mensili, e speriamo che con questo il settore possa avere una buona ripartenza.